Tornano l'attività ordinaria ma con nuove modalità. Da lunedì 4 maggio gli ospedali del Veneto riprendono interventi chirurgici programmati, visite in lezione, diagnostiche e controlli, ma lo fanno con una nuova filosofia delineata dal piano di riapertura delle strutture redatto dalla Regione in collaborazione con le direzioni sanitarie. Gli accessi ai nosocomi saranno monitorati e ridotti all'essenziale, 2 ingressi, misurazione della febbre, obbligo di mascherina e guanti e tampone prima del ricovero. Rivediamo tutto il discorso degli accessi negli ospedali, evitando che ci siano molti accessi, quindi limitando negli ospedali che avevano tanti accessi anche a 2 accessi. Gli accessi sono presidiati da personale sanitario che deve accurarsi di chi entra all'interno dell'ospedale con gli accorgimenti che oggi sono previsti, quindi misurazione della febbre, i dispositivi, quindi le persone che entrano devono avere dei dispositivi, viene misurata la febbre e poi hanno i dispositivi, quindi guanti e mascherine. Ogni singolo ospedale sarà dotato di mascherine per i visitatori se non arrivano con la mascherina da casa, e sono le mascherine che ci vengono consegnate dalla Protezione Civile, quelle Montrasio, che abbiamo già previsto di consegnare negli ospedali, no? Però se uno ha la propria mascherina utilizza la propria mascherina. Rivediamo gli spazi, quindi cercando di far sì che non ci siano più spazi di fronte agli ambulatori con grandi spazi, quindi, e con l'accumulo e l'aggregazione di tanta gente, perché le visite saranno solo su prenotazione, su appuntamento e su prenotazione, dilazionate, quindi ogni 15 minuti, con la possibilità che le persone arrivino solo con un accompagnatore, soprattutto per quelle persone che sono anziane, bambini, disabili, altrimenti la persona dovrebbe arrivare in ospedale per la prestazione da sola, quindi evitando momenti di aggregazione, momenti di questo tipo. Le prenotazioni si fanno con attività di remoto il più possibile, quindi telefonate, attività appunto di remoto di questo tipo, in modo da non, anche qui, che non ci siano momenti di aggregazione di fronte ai CUP, di fronte appunto agli sportelli di prenotazione. Per quanto riguarda i ricoveri, quindi sia le persone che accedono tramite pronto soccorso, quindi che arrivano per l'emergenza urgenza, sia i ricoveri programmati. Allora, per quanto riguarda le persone che arrivano dal pronto soccorso, rimane il triage separato, quindi prima di entrare al pronto soccorso passano attraverso i triage che sono stati già predisposti, si verifica se hanno sintomi di un certo tipo fanno un percorso, se invece non hanno sintomi vanno nel pronto soccorso, insomma nelle sale d'attesa, sempre con mascherine, guanti, con tutto quello insomma che abbiamo già previsto, con tutte le norme di gel, di igiene, di sicurezza che abbiamo già previsto e che conosciamo bene. Prima di qualsiasi ricovero, quindi sia i ricoveri programmati, sia i ricoveri di emergenza e urgenza che arrivano al pronto soccorso, predisponiamo il tampone. Noi abbiamo previsto che dovremo fare circa 1600 tamponi al giorno rispetto alle persone che ricoveriamo in tutti gli ospedali giornalmente, quindi 1600-1700. Quindi verrà effettuato il tampone nasofaringeo, e mentre che la persona aspetta l'esito del tampone non sarà mandata in reparto, ma prevederemo degli spazi isolati per avere l'esito del tampone. Sempre più incentivate le visite in telemedicina con follow-up da remoto, anche le prenotazioni dovranno essere effettuate al telefono per via telematica. Gli interventi che sono stati sospesi per il Covid saranno riprogrammati con telefonata a casa al paziente, mentre per le visite un aiuto sarà fornito dai medici di medicina generale. Riprendono anche le prestazioni in convenzione presso tutti i poliambulatori privati. Il Veneto è l'unica regione che al momento non ha smantellato i letti in terapia intensiva allestiti nel momento del picco dell'epidemia. Saranno concentrati però nelle ale Covid dei vari ospedali. Vogliamo mantenerli proprio nell'eventualità appunto che ci sia ancora un'emergenza oppure un ritorno che ci chieda appunto la necessità di avere posti letto di questo tipo. Quindi li manteniamo negli ospedali Covid Hospital separati, quindi si sta strutturando delle postazioni che rimarranno lì.